Mentre anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha voluto telefonare ad Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per esprimere da vicino solidarietà, affetto e vicinanza, ma anche l'impegno concreto e naturalmente la preghiera dei vescovi italiani per cercare di arrivare al più presto alla liberazione del cooperatore veneziano. Nostra intervista a Josmaira Barretto, dissidente venezuelana da anni fuggita a Venezia, impegnata in prima linea a difendere i diritti del popolo venezuelano. Anche in queste ore lei ha avuto contatti con prigionieri politici rinchiusi nello stesso carcere di Trentini. Mi hanno detto che Trentini era molto magro, deperito, ma vivo. E loro, quando è successo, l'estrazione di Maduro, non hanno avuto il tempo neanche andare nelle carceri. E il pericolo è adesso. Quindi Trentini, però, non ha, dalle informazioni che abbiamo, non ha avuto torture. Si chiamano torture bianche, come quella che ha avuto il francese quando è uscito. Cioè loro le lasciano la luce accesa tutto il giorno, gli danno poco cibo, le dicono, come tanti americani prima di uscire, le dicono: "Adesso uscirai", ma hanno paura di uscire perché forse li possono ammazzare. Sono torture psicologiche. Ai detenuti si cerca di far arrivare aiuti sotto banco. Però ho provato a chiedere ai trentini e mi hanno detto: "Non riusciamo a fare passare neanche una medicina, neanche mangiare", perché loro sono messi da parte. Tutti i prigionieri stranieri sono ancora per loro più valiosi dei nostri, perché i nostri li hanno ammazzato 1000 volte, cioè li fanno fuori subito. Invece loro sono una pedina che hanno un valore più alto. Secondo lei, quindi Trentini verrà liberato? Se Perché adesso io oggi ho avuto le informazioni che tutti i paramilitari gli stanno consegnando armi de lunghe e corto alcance, e io ho visto i video anche, perché Diosdado si sta preparando per il popolo venezuelano fuori sta festeggiando per la prima cattura che avevamo avuto dopo anni.